No, non va mai in vacanza a Treviso e quindi abbiamo messo in piedi questa rassegna Treviso d'estate per i nostri cittadini che rimarranno in città, ma anche per i tantissimi turisti che stanno riempendo le strutture ricettive della nostra città e soprattutto li vediamo girare per le nostre piazze, nei nostri musei e nei nostri tratti paesaggistici davvero affascinanti. È bello sentire parlare tante lingue nella nostra città e devo dire che è frutto di un lavoro importante di promozione della nostra città, e poi è anche importante animare con eventi di altissimo livello come questa rassegna. Sono oltre 250 gli eventi che mettiamo in pista per quest'estate. Molti di questi eventi saranno nei quartieri attraverso il cinema, il teatro e la musica, e gli altri saranno in centro storico come abitualmente facciamo. Quindi un'estate per tutti, accessibile a tutti, perché la stragrande maggioranza degli eventi che sono stati organizzati saranno ad accesso libero, e quindi vi aspettiamo davvero in tutte le piazze, in tutti i quartieri, per stare insieme, per divertirci e passare 2 ore in spensieratezza.